Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali dedicata all'andamento dell'epidemia di coronavirus. Qui con me in studio Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Stavamo parlando insomma delle varie situazioni e delle varie sfaccettature della crisi del mondo e delle difficoltà del mondo del lavoro in questo momento così difficile per il nostro paese. Eravamo partiti dalla questione della sicurezza, che è la prima cosa, no? per chi in questi momenti deve lavorare e deve essere messo nella condizione di poter lavorare in sicurezza. Purtroppo non è così in tutti i settori, ci sono delle criticità e volevo farle sentire, Visentin, l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina al nostro Christian Arboit con una signora, per privacy naturalmente non diamo le generalità, che ha il marito che lavora in un molto grosso cantiere edile della nostra regione. E sentite che cosa ci ha detto. La mia principale preoccupazione in questi giorni è il coronavirus, come penso per tanti. Per me lo è in maniera particolare perché io ho delle patologie che se me lo prendo vado al creatore e io ho 60 anni, non ne ho 80, anche se non ha diritto a morire quello di 80 e vivere quello di 60, però quello che voglio dire, io ho 60 anni e io non posso essere intubata. Lei, signora, in questi giorni è particolarmente preoccupata perché suo marito continua a lavorare in una situazione dove non ci sono misure di sicurezza. Non ce ne sono nessuna. Dove lavora suo marito? In un cantiere edile? In un cantiere edile dove sui furgoni vanno in 8, a tavola mangiano in 4, dormono in 2 persone dentro un container, non c'è acqua per lavarsi, se uno vuole lavarsi le mani dopo essere andato in bagno non c'è acqua. Quindi lei dice... Io ho il terrore che una sera viene a casa e me lo porta a casa. Io faccio parte di un'associazione dove ci sono tante di queste persone che hanno le mie problematiche e abbiamo paura. Ecco, Visentin ha sentito le parole di questa signora preoccupatissima, terrorizzata dal fatto che il marito che lavora in questa situazione possa portarle a casa il virus. È ammissibile che ci siano delle situazioni così in questo momento? No, lo dicevo prima, assolutamente no. In alcuni cantieri, grossi cantieri, noi siamo intervenuti e stiamo intervenendo. Sappiamo che ci sono realtà dove come dire, c'è questa promiscuità, l'abbiamo denunciata ancora in momenti in cui, in tempi non sospetti direi, in cui non c'era ancora il problema coronavirus, soprattutto il fatto che bisogna dormire in 2 per stanza dentro al container e posso immaginare anche il tipo di cantiere. È chiaro che siccome là il sindacato c'è, le cose vanno denunciate. Noi lo abbiamo fatto in alcuni casi, lo abbiamo denunciato e abbiamo portato il problema non soltanto all'azienda ma anche allo Spisal e alle autorità sanitarie. Ci aiuterebbe magari una legge regionale che noi è da un po' che chiediamo per cambiare quella regola dove ci vuole nei cantieri dove si sta lavorando e dove c'è il campo, dove ci sia la regola che si sta al massimo in 1 per camera, perché è chiaro che la promiscuità, soprattutto in questi tempi, abbiamo capito che è un grosso problema. L'invito è: rivolgetevi al sindacato. Il sindacato non è chiuso, le porte sono chiuse per non far entrare la gente,
ma lo abbiamo fatto per rimanere aperti e per poter rispondere alle persone, ai cittadini, ai pensionati e ai lavoratori, per cui chiamate, il numero lo trovate dappertutto, chiamate, vi sarà risposto, vi sarà fatto parlare o vi sarete richiamati dai responsabili specifici e le questioni noi andiamo fino in fondo e vogliamo risolverle, per cui non fate come dire soltanto il pezzo della paura, fate l'atto di coraggio di rivolgervi al sindacato, che in qualche maniera proviamo a risolvere le questioni. Ecco, quindi sicuramente questo è molto importante, proprio perché a maggior ragione in questa situazione nella quale ci troviamo oggi certe condizioni insomma non possono essere accettate, visto che mettono a repentaglio non solo la salute dei lavoratori ma anche quella delle loro famiglie e quella di tutti i loro contatti, visto che in questo momento insomma abbiamo capito tutti quanti che avere meno contatti possibili è la cosa principale, anzi è l'unica arma che noi abbiamo per sconfiggere questo coronavirus. Allora io la ringrazio intanto Visentin per essere stato qui con noi in questa parte della nostra trasmissione. Volevo ricordare ancora una volta il numero di conto corrente della Regione che è stato messo a disposizione, eccolo qui, potete vederlo. Se la regia lo può mandare in onda, eccolo qua, l'IBAN del conto corrente che la Regione del Veneto ha messo a disposizione di chiunque volesse fare delle donazioni per la sanità veneta, per il nostro sistema sanitario che si trova così in grande difficoltà in questo momento. La causale è sostegno emergenza coronavirus intestato alla Regione del Veneto. Noi ora vediamo insieme un estratto della conferenza stampa di Zaia di oggi, una conferenza stampa che è stata particolarmente importante perché il governatore Zaia ha illustrato quello che sarà il cosiddetto piano Marshall della sanità veneta, quindi quello che ci attenderà, che la Regione sta quindi predisponendo qualora il picco epidemico dovesse raggiungere quel cosiddetto punto emergenziale, insomma, oltre il quale salta l'intera sostenibilità del sistema sanitario. Per cui sentiamo insieme la conferenza, ci vediamo dopo. Allora, i dati aggiornati sono 1595 persone positive e vi ricordo sempre che i positivi per noi sono coloro che abbiamo intercettato con un tampone facendo tutta la verifica dei contatti degli eventuali positivi o sintomatici che abbiamo trovato. Quindi i 1595 non sono gli unici positivi che abbiamo in Veneto, ne abbiamo molti di più, ma oggi agli atti ci sono queste persone che hanno un nome e cognome, sono in sorveglianza e sono in isolamento fiduciario. Poi abbiamo di questi 1500, 366 sono ricoverati, poi abbiamo oltre ai 366 abbiamo 107 persone che sono in terapia intensiva, 42 decessi e 100 persone già dimesse. Questo è un dato positivo che si esce anche da questo tunnel. Le considerazioni che vi faccio: noi restiamo assolutamente con la guardia alta, preoccupati per questa evoluzione. Purtroppo quello che questo virus è arrivato in Italia con una fama di essere una simile influenza o definizioni simili che ci sono state date purtroppo spesso anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico. Oggi noi sappiamo che con questo virus una percentuale dei cittadini finisce in terapia intensiva e deve essere intubata. Il vero tema per noi è il tema della terapia intensiva, perché tutti gli ospedali, per quanto organizzati, per quanto all'avanguardia siano, oltre un certo limite non ci vanno. C'è un primo limite che è bene denunciarlo, che è quello dell'approvvigionamento delle macchine sul mercato. Un letto di terapia intensiva deve avere quantomeno come base una macchina, ovvero un respiratore meccanico. Oggi sul mercato non se ne trovano, ma non lo sto dicendo perché il Veneto non ce li ha. Il Veneto ha i suoi respiratori e possiamo averne assolutamente per creare 600 posti di terapia intensiva, però è pur vero
che questa crisi la si respira a 360 gradi è una difficoltà che hanno tutte le regioni, e visto e considerato che abbiamo interloquito con i fornitori di tutto il mondo ormai. Altro tema che si aggiunge alla impossibilità di avere da un lato respiratori e dall'altro presidi a tutela degli operatori, dei cittadini, ovvero le mascherine, tanto per dirne una, è rappresentato dal fatto che, non producendo più nulla questo Paese e gran parte dell'Europa, davanti a quello che sta accadendo in questi ultimi giorni, in queste ore, ovvero la chiusura delle frontiere, diventa sempre più difficile trovare qualcosa da poter sdoganare, oltre a tutti i delinquenti e ai truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100%, come fossimo dei delinquenti, e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse. Una delle 3 eravamo noi non le abbiamo mai viste queste mascherine. Vi annuncio che stiamo collaudando e predisponendo un presidio nostro da dare ai cittadini, perché a questo punto, come facciamo sempre noi veneti, se non troviamo una soluzione fuori la troviamo in casa. Stiamo cercando di farcelo autorizzare e dopodiché attiveremo casomai la distribuzione ai cittadini. Mi spiace che ci sia qualcuno che cerca le polemiche, mi sto riferendo a una persona in particolare, però ogni tanto vedo anche nei canali di comunicazione dei social che c'è qualcuno che fa credere ai cittadini che non ci sono le mascherine perché non sono state comprate o altre giustificazioni del genere. Purtroppo presidi non ce ne sono, le ultime le abbiamo comprate in Sud America, le stiamo trattando col Sudafrica, le trattiamo con l'India, le trattiamo con la Cina, le trattiamo con tutti quei paesi che hanno delle produzioni, con la difficoltà che tutto il mondo, vorrei che fosse chiaro che stiamo parlando di una pandemia, non più di un'epidemia, da ieri è pandemia, tutto il mondo cerca questi presidi. Assieme a noi le telefonate arrivano, assieme alle nostre telefonate, alle nostre emails, arrivano quelle degli americani, degli Stati Uniti, arrivano quelle del Sud America, arrivano quelle di tutta Europa ha il virus in tutti i paesi europei e in questo mega contagio pensate al Giappone o quant'altro. Quindi i fattori limitanti sono quelli, non sono quelli dell'organizzazione, ma sono quelli dell'approvvigionamento delle macchine e dei presidi e da un lato della sostenibilità del tema dei professionisti. Vi ricordo che le terapie intensive devono essere gestite da anestesisti, da tutti i staff, di persone intensivisti, tutte persone, tutti i professionisti che a un certo punto hanno un punto di tenuta oltre il quale, oltre un certo numero di letti, non si va. Perché vi dico questo? Perché io lo dico da anni che mancano i medici, ho tentato in tutte le maniere di portare a casa medici che non siano specializzati, sono stato attaccato, per fortuna che noi ci ritroviamo 500 medici, grazie a una scelta fatta extra coronavirus, per la quale sono in tribunale, vi ricordo, denunciato in tribunale, perché ho voluto assumere 500 medici laureati e abilitati, sono ragazzi, che non hanno ancora la scuola di specialità. Serve la specialità, ma in un periodo di emergenza totale come questa, questi medici entreranno anche loro nella squadra per lavorare a tutela della salute dei veneti. Detto questo, oggi vi dico che già presenteremo delle misure, abbiamo le prime misure, adesso il primo pomeriggio parte una lettera sul mio mandato del dottor Mantoan in cui cerchiamo già di preparare il terreno alla fase più emergenziale. Voi sapete che se le misure di contenimento, ovvero se noi cittadini non riusciamo a rispettare il fatto di restare isolati, di restare in casa, di evitare contatti, eccetera, l'algoritmo che noi abbiamo, che fino ad oggi ha rispecchiato purtroppo la realtà, oggi ci annunciava 102 malati di terapia intensiva, ne abbiamo già 107 e ci dà la chiusura della giornata con oltre 110, vedremo come chiuderemo. Se non rispettiamo tutte queste regole, se le misure di contenimento quindi non danno risultati, è inevitabile che noi dobbiamo prepararci ai picchi sempre più alti. Vi ricordo che abbiamo picchi oltre i quali salta la sostenibilità del sistema, per cui dobbiamo assolutamente chiedere a tutti l'aiuto. Anche qui mi sta contattando una marea di persone, di veneti e venete,
di cittadini, sia via mail, via social e anche via telefono in regione, chiedendo il tema delle chiusure ulteriori delle attività produttive. Voglio ricordare ai cittadini, e l'ho detto anche ieri e spero che diate informazione, che questi temi, sia quello delle scuole che delle imprese, non sono temi che possono essere affrontati legalmente dalla regione. Io capisco che tutti vedono un punto di riferimento, però è giusto capire che se tu hai una gamba rotta non puoi andare nel reparto di cardiologia, perché non te la riparano, devi andare nel reparto giusto. Allora, siccome la legge prevede che questi siano provvedimenti nazionali, che si stanno riunendo anche oggi per discutere di questo, si sappia che noi non abbiamo potestà giuridica, ovvero poteri, per decidere oltre quello che c'è scritto nel DPCM. Lo dico perché alle 14 di oggi, quindi tra un'ora, i miei assessori incontreranno le parti sociali assieme al mondo datoriale per discutere anche di questo tema. Molte imprese stanno già chiudendo autonomamente, lo fanno da un lato perché non si possono permettere di avere un contagio all'interno del sistema produttivo, dall'altro lo fanno perché le frontiere, perché ormai Schengen non esiste più, è un'opinione, verrà semplicemente ricordato nei libri di storia. Schengen in questo momento sta sostanzialmente scomparendo perché abbiamo frontiere di fatto rispetto a noi di fatto di diritto chiuse. I 40 km del Brennero ieri sono una dimostrazione che gli italiani non possono più uscire dall'Italia. Ecco, le frontiere chiuse e tutte le misure di contenimento del contagio degli altri paesi europei portano le nostre imprese a non avere più un mercato straniero, quindi dovrebbero vivere solo il mercato domestico. Quindi molte imprese stanno chiudendo, ce ne sono alcune ancora che stanno lavorando. C'è la necessità comunque di mantenere in vita quantomeno la filiera dell'agroalimentare, del biomedicale e farmacologica, perché se chiudessimo quelle siamo spacciati, nel senso che non abbiamo prospettive di vita perché sono vitali per noi. Però questo è un tema squisitamente nazionale. Ovvio è che con i dati, con l'aumento delle curve, questo tema dovrà essere affrontato, penso, nel giro di ore o di qualche giorno, nella peggiore delle ipotesi, però dovrà essere chiarito. Un appello ai cittadini di capire che non dipende da noi la chiusura o l'apertura di imprese. Quali sono le misure che verranno adottate in via preliminare e di preparazione, alla grande onda che speriamo non arrivi mai? Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti e in particolare nell'ambito di chirurgia oncologica, tenendo conto della storia naturale della malattia, dei protocolli integrati con chemio e radioterapia. Vuol dire che si vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Per capirci, la protesi all'anca sostenibile ancora con disagio non la possiamo fare perché occupa un posto di terapia intensiva. Cercheremo ovviamente, se poi quella protesi all'anca diventa invalidante al punto tale che diventa un problema, si opererà. Però ai chirurghi diremo di fare solo le urgenze. Avete capito, il tema non è la capacità di operare, ma di occupare il letto di terapia intensiva. Vi ricorderete un giorno che la vera sfida di questa partita sono le terapie intensive, il resto non è un problema. Disporre di personale per la gestione dei posti letto aggiuntivi sia di terapia intensiva che di semi-intensiva si richiede di ridurre l'attività chirurgica programmata non urgente nell'ottica di recuperare personale per garantire la gestione dei posti letto attivati secondo il piano regionale per la gestione del Covid-19. Sospensione di tutta l'attività specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate ad eccezione delle prestazioni urgenti e B. Quindi le programmate, i controlli a 6 mesi che dovrebbero, questi no, solo le urgenze, e le U e le B come priorità, garantendo sia come prime visite specialistiche che di controllo
comprese le attività riabilitative, le attività in ambito materno-infantile e oncologico. Ovviamente il materno-infantile e oncologico non ha problemi. Qui cosa diciamo? Si fanno le urgenze, si fanno quelle che sono appena sopra le urgenze, ma sui controlli dobbiamo tirare il freno. Sarà cura di ogni struttura avvertire gli utenti programmati e altre priorità per riprogrammare l'appuntamento al termine dello stato di emergenza. I medici prescrivono le prestazioni con priorità di cui sopra, quindi le U e le B, fermo restando comunque la possibilità di segnalare situazioni cliniche meritevoli di controlli ravvicinati. C'è sempre una finestra garantita alla discrezionalità, perché noi non ci permettiamo di dire al medico fai il notaio, il medico fa il medico, però diamo un'indicazione rispetto a questa emergenza. Misure di mitigazione del rischio presso tutti i servizi, in particolare presso i punti prelievo, quindi anche qui dare la garanzia per i punti prelievo, e anche, ricordo, invito tutti ad andare a donare sangue, è sicuro, abbiamo necessità che si doni sangue. Chiusura degli uffici in relazioni col pubblico e tutti gli sportelli di prenotazione con un contestuale potenziamento delle prenotazioni telefoniche, quindi i rapporti diretti negli sportelli vengono tutti soppressi. Le risposte dei referti di laboratorio degli esami strumentali verranno inviate per posta a domicilio dell'utente qualora non sia accessibile il collegamento internet, cioè gli anziani che vogliono le risposte gliele mandiamo per posta, non chiediamo che nessuno si presenti a ritirare referti agli sportelli. L'attività di distribuzione diretta dei farmaci, voi sapete che gli ospedali distribuiscono anche i farmaci, dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera. Ci sono dei farmaci che può solo distribuire l'ospedale, solo quelli, e quindi si comprime tutto il resto della distribuzione, erogando fino a 3 mesi di terapia dopo la dimissione da ricovero, quindi diamo anche 3 mesi di terapia e quindi non più la settimana e 10 giorni, fino a seguito di visita speciale. Dovrà essere utilizzato il canale delle farmacie territoriali, cioè chiediamo, e qui ringrazio tutte le farmacie territoriali che si portano a casa la distribuzione per conto, si chiama DPC quando trovate scritto distribuzione per conto, cioè loro distribuiscono per noi, al posto degli ospedali utilizzeremo le farmacie per distribuire i farmaci. Le attività relative all'assistenza psichiatrica vanno mantenute inalterate, mentre ogni attività distrettuale rivolta al pubblico va sospesa, eccezione fatta per le urgenze e l'assistenza domiciliare. Nell'ambito dell'attività dei dipartimenti di prevenzione, l'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica è da sospendere interamente, ad eccezione delle prestazioni urgenti e non differibili, quali titolo esemplificativo le attività vaccinali, quindi si continua con le vaccinazioni con carattere di urgenza, quelle previste dal calendario vaccinale pediatrico per la fascia di età 0-6 anni, quelle rivolte alla sorveglianza delle malattie infettive, le attività di screening oncologico di secondo livello, le attività di certificazione medico-legale con carattere di urgenza. Tali disposizioni sono condivise dal Comitato Scientifico nella seduta del 12 marzo, trovano applicazione sino al 15 di aprile. Sostanzialmente, senza diffondere inquietudini ai cittadini, tutto quello che è urgente si fa, gli interventi chirurgici si fanno, ovviamente tutto quello che è, come dicono i medici, in elezione, cioè cose che si possono programmare, si decide, non le si fanno in questo periodo fino al 15 aprile, salvo eccezioni che non ci siano urgenze, ci siano condizioni per le quali c'è necessità di intervenire. Detto questo, noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700, stiamo attendendo una prima fornitura, noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti, dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale, ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire. Siamo piazzati anche sulla terapia semi-intensiva, questo lo devo dire, cioè non c'è solo terapia intensiva, c'è anche la semi-intensiva dove applichiamo i famosi CPAP, quindi i caschi con la ventilazione, questo ci permette di dare risposta a centinaia di postazioni. E siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che
per i posti base di terapia intensiva. Con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole, e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, perché comunque per strada gente, al di là ancora del fenomeno del lavoro nelle industrie, di traffico, è innegabile, c'è di meno, la sera c'è di fatto un coprifuoco totale e i cittadini fanno bene a seguire queste regole. Se questo non accade, noi verso 28-26 marzo, secondo il modello, andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri. Abbiamo comprato stamattina, ieri, ordinato, che comunque siamo riusciti a trovare un fornitore, altri 100 letti ad alta specializzazione. Stiamo portando a casa attrezzature. Considerate che noi siamo ritenuti la regione con la più alta dotazione di macchinari, noi investiamo 70 milioni di euro all'anno in macchinari. Ciò non toglie che in queste ore stiamo anche negoziando alcune forniture, io spero ci vadano in porto, con un fornitore americano per ancora trovare mascherine, e sembra ancora che ci possano recuperare dei respiratori. Non vi nego che stiamo anche pensando di organizzare, se riusciamo e se non ci intralciano con tutte le patturnie mentali che ci sono in questo paese, un aereo per vedere di riuscire ad andare a comprarci macchine, se sembra che ce ne siano, in Cina, sempre rispetto ai respiratori. Se ci riusciamo non saranno macchine ovviamente con il marchio CE, ma quando c'è bisogno di salvare una vita umana verrà qualcun altro a spiegarci cosa salva il marchio CE. Cioè, queste sono macchine che vengono utilizzate in tutto il mondo, ma che da noi non sono utilizzate perché non hanno il marchio CE. Queste sono scelte che facciamo, le facciamo in emergenza, in un paese che comunque eredita culturalmente una filosofia secondo la quale tutto deve avere un bancale di carte per ogni roba che si fa. Capite che siamo in guerra, e in guerra alcune modalità le dobbiamo abbandonare. E la macchina sta lavorando, ringrazio tutti quelli che stanno lavorando. Di notizie non ne abbiamo solo di negative, ricordo che abbiamo 100 persone che sono state dimesse. Adesso cercheremo di incentivare ancora di più il fronte tamponi. Abbiamo visto che questo ci sta pagando, perché ci permette di isolare i casi positivi che sono asintomatici e vanno in giro purtroppo a fare gli untori inconsapevolmente. Probabilmente qui tra tutti noi stiamo rispettando le distanze, probabilmente qualcuno di noi è positivo, non sa di esserlo. Vi confermo che noi a maggio, se le modalità di gestione delle indicazioni date di stare a casa, di non uscire eccetera non saranno rispettate, 2.140.000 veneti saranno positivi. Sì, abbiamo il 15 aprile, è giusto che l'avevo detto, una trasposizione rispetto, e hai ragione, rispetto all'ingresso delle terapie intensive, ho fatto io confusione. Abbiamo un picco massimo nelle terapie intensive il 5 maggio e il 15 aprile abbiamo già questi 2.140.000 veneti che potenzialmente potrebbero essere positivi. Io non voglio creare inquietudine, ma la stragrande maggioranza di queste persone sarà asintomatica e non lo saprà mai di aver avuto il virus, però andrà sicuramente a infettare qualcuno che non sarà asintomatico e che magari rischia di essere sottoposto a cure intensive in terapia intensiva o peggio ancora perdere la vita. Allora, torniamo in diretta con questa edizione straordinaria, sono le 15:15. Proseguiamo ovviamente come sempre la cronaca quotidiana, avete visto i contagi che salgono a 1595, alcune notizie importanti che abbiamo riepilogato adesso insieme al governatore Luca Zaia nella solita conferenza stampa di oggi, attendendo anche le novità sul fronte delle novità da Roma per quanto concerne soprattutto l'aspetto economico, del quale parleremo senz'altro più avanti. Abbiamo una serie di collegamenti pronti come sempre via Skype, come stiamo facendo in questi giorni, rispettando lo stare a casa da parte di tutti dei nostri ospiti, nella stragrande maggioranza. Ieri 130.000 controllati, parliamo del fronte sicurezza, 130.584 persone controllate ieri dalle forze dell'ordine, 4.275 sono state denunciate in base all'articolo 650 del codice penale, cioè l'inosservanza
dei provvedimenti dell'autorità, 68 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Gli esercizi commerciali controllati sono 62.218 dati nazionali, 369 i titolari denunciati. Questi dati del Viminale sui controlli del rispetto alle ordinanze legate all'emergenza coronavirus, per significare che è una cosa seria, quindi 130.584 controlli, 4.000 denunciati tra imprese e privati. I carabinieri a Venezia fermano una grigliata tra giovani, il coronavirus raddoppia il rischio di mortalità in ogni fascia d'età, l'infezione da Covid-19 raddoppia il rischio di mortalità per ogni fascia d'età, non solo negli anziani, è quanto ha calcolato Alessandro Cellerino, docente di fisiologia dell'Università Normale di Pisa. Per arrivare a questa conclusione Cellerino ha confrontato la letalità del Covid-19 con la mortalità generale della popolazione in funzione dell'età, verificando per ogni fascia d'età. Raddoppia la mortalità, la letalità in ogni fascia d'età. Questo è l'effetto del coronavirus. C'è una proroga in bozza, in un decreto legge di proroga, credo già raccontato anche Marta Marangon poco fa, di una proroga di 3 mesi per le giunte delle regioni in scadenza, quindi interviene su Marche, Veneto, Toscana, Liguria, Campania, Puglia, Veneto, cioè si diceva probabilmente saremmo andati al voto il 24 maggio, molto probabilmente, ormai quasi certo, questo non accadrà, sarà maggio, giugno, luglio, agosto perlomeno, si voterà agosto-settembre per il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Altro dato che avete sentito avremo tra poco un collegamento anche con la Spagna, siccome in questo momento sta parlando Sanchez, ovviamente il nostro amico è un medico veneto che vive in Spagna da anni, ha detto aspettiamo a fare il collegamento perché sta parlando in questo momento Sanchez, quindi devono capire anche in Spagna cosa sta succedendo. Volevo però farvi riascoltare una parte dell'intervista di Luca Zaia ieri sera, oltre a quello che avete sentito fino ad adesso, perché c'è un aspetto importante che preoccupa tutti noi e sul quale la Regione pensa di agire in autonomia di fatto. Poi andiamo in pubblicità. E un altro dato che voglio ricordarvi invece, o meglio annunciarvi, questa sera alle 20 sarà in questo studio, perché la nostra straordinaria, come sapete, andrà avanti per l'intera giornata anche oggi, come sempre, ormai da 3 settimane oggi, il professor Giorgio Palù. Ed è giusto, crediamo, dopo la puntata di Ring dell'altra sera, che sia ancora qui ad aiutarci a chiarire molti aspetti. Uno ve lo posso anticipare, e forse ci rincuora, non è d'accordo con i modelli matematici che la scienza, diciamo, che chi fa questo tipo di approfondimenti ha consegnato il governatore Zaia con il rischio di 2 milioni di contagi. Non saranno 2 milioni, non so cosa saranno, vediamo che cosa ci dice il professor Palù questa sera alle 20, quindi professore di microbiologia e virologia all'Università di Padova, docente di fama mondiale, è un esperto, un virologo, appunto, come vi dicevo, di stima mondiale. Sentiamo Zaia, perché sul tema mascherine, così ci ha detto ieri sera Italo Roberto, dico dal computer. No, questo è uno diverso, per quello... Se riesci, vado? Il tema è la mascherina non fa male, Quantomeno che se tutti portassimo la mascherina, i positivi asintomatici eviterebbero di contagiare. Il problema è che le mascherine non si trovano. Tanto è vero che noi adesso stiamo lavorando a un progetto che abbiamo, a dirla la verità, realizzato. Cioè? Un progetto per una mascherina. Azienda del territorio, no? Sì, per una mascherina, però tutto è fermo perché dobbiamo farci autorizzare il materiale, perché siamo nel paese nel quale se uno si mette sta roba, non posso descriverla perché sennò ci fa capire. Ecco, da dove proviene. E gli viene la dermatite, è quasi un paese nel quale basta andare dall'avvocato, e siccome nessuno vuole grane vogliono l'autorizzazione sui materiali. Pensavo l'acquisto tramite Consip, che già è stata una polemica. No, guarda, noi siamo arrivati a un punto che siamo in grado anche di produrre, però siamo fermi per questo motivo qui. Nell'arco quindi di qualche ora? No, noi abbiamo già il materiale. Cioè avete già iniziato a produrlo? Però abbiamo il problema delle autorizzazioni. Abbiamo corso talmente tanto in questi 4-5 giorni che siamo già a un buon punto per un dispositivo che secondo me
È una buona idea. Cioè le mascherine, se avete capito, lo faccio, mascherine della regione. No, infatti lo dico io. Si sta pensando a produrre, già prodotte o comunque distribuire mascherine della regione Veneto. La faccio semplice, poi lei non mi darà. Luca Zaia, dunque ospite ieri sera, ha di fatto confermato quanto già ci aveva fatto intendere anche nelle precedenti ospitate, cioè il fatto che siccome non si riescono ad acquistare, alcuni produttori o finti tali stanno truffando le amministrazioni, i paesi di tutto il mondo in questo momento. La Germania blocca le esportazioni delle mascherine, perché anche questo è un dato che dobbiamo raccontare ai cari amici tedeschi che hanno avuto il paziente zero. Questa è l'idea, questo è il piano che sta applicando il Veneto, cioè produrre tramite aziende del territorio queste mascherine. Adesso andiamo in pubblicità. Italo, Unione Europea, von der Leyen, massima flessibilità, daremo all'Italia tutto quello che chiede. Dietro fronte della Banca Centrale Europea, sulle borse intanto Milano più 18 e vediamo insomma almeno se c'è questa piccola tenuta sul fronte finanziario economico. Allora, pubblicità, pochi istanti e poi altri aggiornamenti, andremo a Padova in collegamento da Guido Barbato, vi aspettiamo.